Ciao, sono Lino Brotto, sono un musicista jazz fondamentalmente e la mia formazione risale ancora a molto tempo fa, si parla degli anni 90, in cui ho frequentato il conservatorio, mi sono diplomato in chitarra e poi tutte le varie esperienze che sono seguite in campo jazzistico. E ho avuto l'opportunità di lavorare e studiare negli Stati Uniti, perché ho vinto una borsa di studio alla Berkeley, e poi ho cominciato tutta l'attività concertistica che mi ha portato in tutta Italia, anche gran parte d'Europa, in varie formazioni con vari stili di musica diversi. Io suono la chitarra jazz, poi la chitarra classica, e ho fatto un sacco di altri generi, e oltre ad aver anche collaborato a un sacco di colonne sonore per musica da film e per spettacoli teatrali. E ho avuto l'opportunità di suonare anche con artisti di altissimo calibro, come Lee Konitz, come Franco Cerri, come tantissimi altri, Enrico Rava, eccetera eccetera. E da qualche anno porto avanti dei miei progetti personali con cui, che io porto avanti e che condivido con altri musicisti della zona e anche di tutta Italia, insomma. La pandemia ha fermato la musica dal vivo, però tu, Lino Brotto, in effetti non ti sei mai fermato, la tua ricerca continua. Adesso stai facendo un progetto sul tango, sul repertorio di Astor Piazzolla. Questo progetto è ovviamente un omaggio all'anno di nascita di Astor, che è proprio che quest'anno ricorre il centenario della nascita di Astor Piazzolla, e stiamo progettando questo nuovo progetto musicale sul repertorio dei pezzi più importanti di Astor Piazzolla. È un trio di cui io vado molto fiero, ci chiamiamo Tragos de Tango, e abbiamo anche fatto dei bellissimi video di recente, e speriamo di poterlo portare in giro a brevissimo. E quindi è una passione per il tango che a me è venuta non solo per Piazzolla, ma anche perché noi suoniamo tango milonghero, che è il tango quello che si suona nelle milonghe, cioè dove si balla anche tango, anche perché io sono anche un ballerino di tango, tra parentesi, e quindi gestisco questa cosa sia dal punto di vista dei concerti, quindi legato più a Astor Piazzolla, che anche legato al ballo, e il tango legato più al tango argentino, e quindi a tutti gli autori che hanno prodotto musica per ballare con le grandi orchestre, che noi abbiamo ovviamente riarrangiato per riportare a un trio, diciamo, molto ridotto, però dove ci sono tutte le parti orchestrali che servono appunto per essere ispirati a ballare nelle milonghe. Per noi suonare non è solo una ricerca filologica, ma è anche portare una bella emozione per chi ci ascolta. Parliamo anche del maestro Franco Cerri. Quest'anno ha compiuto 95 anni, tu hai avuto il piacere e l'onore di suonare con lui per il concerto del 90° compleanno che si tenne a Treviso 5 anni fa con i 10 migliori chitarristi al mondo. Come saluti il tuo maestro? In questa occasione mi piace ricordare questa esperienza, che è stata unica, perché credo sia per i chitarristi uno dei concerti più memorabili della storia della musica, soprattutto legata alla chitarra degli ultimi anni. E poi Franco Cerri per me è sempre stato un mio idolo, perché anch'io sono un chitarrista jazz e sono cresciuto con i suoi dischi che andavo a recuperare dai vari personaggi trevigiani anziani che avevano questi dischi in vinile, che io cercavo di farmi prestare per riuscire a capire cosa facesse questo Franco Cerri, che vedevo solo in televisione e che mai avrei pensato di poterci suonare insieme, perché dopo è successo non solo quella volta ma ben parecchie altre volte, e quindi per me è stata un'emozione veramente fortissima. E poi ho conosciuto una persona che, oltre ad avere una grandissima cultura musicale, è una persona di una umiltà e di una bontà d'animo veramente incredibili. Quindi che dire, è stata. E poi devo dire che con gli Alma Swing Franco Cerri ha anche registrato, quindi siamo uno degli unici forse gruppi trevigiani che ha portato in studio Franco Cerri e che è presente nel nostro ultimo album.